Va ora in onda Capitaneria di Porto, in vacanza con Radio Libertà. Al timone Antonino Danna. Al timone la follia, ci ritroviamo in alto mare. In alto mare. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you wanna do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Whoa, 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 Gentlemen. Ora che sono comodo, parliamo di perdite urinarie. Siamo in onda? Non si sente niente. Ah, perfetto. E allora, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la Capitaneria di Porto di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Buongiorno. Oggi è la puntata di martedì 5 di agosto dell'anno del Signore 2025 e noi naturalmente cominciamo la nostra trasmissione. Vi si ricorda, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, spesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove trovate liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, che da domani però sarò io a condurre, le videopillole e molta altra bella roba ancora. Vi ricordo anche a quale indirizzo trovarci: 0292947222 per le vostre telefonate, oppure 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliansi. Avete ascoltato il pezzo iniziale, Tom Jones, It's Not Unusual, del 1965. Voglio salutare i due Simoni e ringraziarli come sempre per il loro servizio in plancia comando di questa radio, perché ciò mi permette di essere presente a voi, di arrivare alle vostre orecchie, di arrivare a tutti voi, e in particolare mentre noi iniziamo la nostra trasmissione, la iniziamo dando anche un'occhiatina a quello che succede nel vasto mondo questa mattina. Andiamo dunque a dare un'occhiata alle agenzie, in particolare andiamo a vedere sull'ANSA che cosa c'è di interessante quest'oggi. E allora abbiamo Netanyahu che ha convocato per questa sera una riunione sulla guerra a Gaza, l'IDF cancella l'emergenza bellica e riduce i militari,
Israele riapre parzialmente il commercio privato con Gaza per ridurre la sua dipendenza dagli aiuti umanitari. Ancora la Meloni, il Tribunale dei Ministri ha archiviato la posizione della sottoscritta su Al-Masri. La Corte dei Conti sale a 201 miliardi la spesa per i redditi nella pubblica amministrazione, nel 2025 più 2,3%. L'Ucraina, Zelensky nella notte colpite 4 regioni, un morto e 12 feriti, e poi domani saranno 80 anni dall'atomica a Hiroshima che pose fine alla seconda guerra mondiale. Mai più la città e Nagasaki si preparano alla commemorazione. E poi, già che ci siamo, Trump ha promosso lo spot della Sweeney, questa attrice che peraltro ha confessato di essere un'entusiasta sostenitrice del Partito Repubblicano, e boccia quello walk della Jaguar. Il CEO ha fatto fallire la casa automobilistica. 10, 49 minuti e 12 secondi. Che cosa troverete tra l'altro in questa puntata di oggi di Capitaneria di Porto? Troverete niente poco di meno che Anna Maria Cisint. Dopo le 11:10 parleremo del suo scontro con il sindaco di Roma Gualtieri, perché Anna Maria Cisint ha chiesto informazioni su una presunta moschea che dovrebbe sorgere in quel di Centocello, una moschea a quanto pare abusiva, almeno sembrerebbe così dalla destinazione d'uso, e però malgrado la richiesta di chiarimenti, Gualtieri non si è sentito in dovere di dire la sua, di intervenire sul tema. Ancora dopo parleremo di qualcosa di più ameno, parleremo di Ikebana dopo le 11:35 con Fiammetta Martegani. L'Ikebana che non è semplicemente la capacità di realizzare delle composizioni con i fiori, a parte il fatto che si può fare dell'Ikebana anche senza bisogno di ricorrere ai fiori, e naturalmente oltre a ciò ci racconterà un pochettino di come è entrata nel giro dell'Ikebana, come questo può essere uno strumento per rilassarsi. Oggi noi chiudiamo in anticipo, chiudiamo alle 12, perché alle 12 poi ci sarà Giuliano Zulin con Ragioniamoci sopra, e poi da domani, tra l'altro vi do questa notizia di servizio, da domani sapete che cambiamo orario. Perché? Perché da domani dalle 8:30 alle 10:30 condurrò io la rassegna stampa di Semivarin, e la Capitaneria aprirà i suoi battenti dalle 12 alle 14, mi raccomando. Quindi da domani 8:30, 10:30, e poi se avete voglia 12-14 con Capitaneria di Porto. Un'altra cosa che vi dico, questo è l'assetto che manterremo fino al 18 di agosto, perché al martedì naturalmente non andremo in onda alle 12 ma alle 12:30, perché seguiremo, anziché precedere, Zulin con Ragioniamoci sopra. Dal 19 agosto in poi invece andremo in onda tutti i giorni dalle 12 alle 14, e questo fino a venerdì 29 di agosto, quando Capitaneria di Porto chiuderà i battenti, e così anche la mia supplenza alla guida della rassegna stampa. Per cui vi ripeto, da domani 8:30, 10:30 rassegna stampa, Capitaneria di Porto dalle 12 alle 14. Ovviamente domani tornerà anche il mercatello, continueremo a fare il nostro giro nelle cose più curiose dell'estate, anche nelle notizie più curiose, perché ieri me ne è stata segnalata una semplicemente incredibile che vi darò domani nel mercatello, e avremo modo anche di fare 4 risate. Va bene, diamo ancora un'occhiata alle agenzie, e in particolare andiamo a vedere la DN Kronos. Sono le 10:52 minuti e 20 secondi. La DN apre anch'essa con Gaza. Netanyahu annuncia di voler occupare tutta Gaza, le IDF cancellano l'emergenza bellica. Secondo i media la decisione del premier israeliano avrebbe il via libera di Trump. L'esercito israeliano contrario riduce i militari. Yair Netanyahu, il capo delle IDF, sta guidando un tentativo di colpo di Stato. Ancora abbiamo i dazi USA, sospese da oggi le contromisure UE, stop per 6 mesi, l'annuncio del portavoce della Commissione Europea al commercio. Intanto Trump minaccia l'India su maxi aumento delle tariffe, l'ira di Nuova Delhi.
Il caso Al-Masri, la Meloni archiviata, la Premier chiesto il giudizio per Piantedosi, Nordi e Mantovano, è assurdo. Caldo africano in arrivo, torna l'anticiclone africano con picchi di 40 gradi. E poi l'inchiesta di Milano, Sala, dimissioni, non sono uno che molla, il sindaco negli ultimi 20 anni, la città è migliorata come nessun'altra. Beh, su questo ci sarebbe modo e maniera di obiettare. Diamo un'occhiata anche alla BBC. La BBC apre con gli 80 anni dalla bomba atomica a Hiroshima, sfigurati, sbeffeggiati e dimenticati. La BBC visita i sopravvissuti coreani della bomba di Hiroshima. Quando la bomba atomica è stata lanciata 80 anni fa, 140.000 coreani erano nella città giapponese di Hiroshima. Molti di loro lavoravano come lavoratori forzati, erano ai lavori forzati. Per cui anche qui la voce, diciamo così, la storia continua a interpellarci malgrado siano passati 80 anni. Vediamo invece che tempo farà allora nei prossimi giorni. Lo scrive la BN Kronos, torna l'anticiclone africano con picchi di 40 gradi e in arrivo dunque sull'Italia una nuova ondata di caldo africano con temperature in forte aumento da metà settimana, che sancisce la fine della fase gradevole cominciata tra il 25 e il 26 luglio. Nelle prossime ore di oggi, martedì 5 agosto, vivremo ancora qualche momento di instabilità all'estremo sud, con locali rovesci tra Puglia, Basilicata e soprattutto Calabria. In seguito tutto il paese sarà avvolto da un campo di alta pressione e il tempo sarà splendido, soleggiato e ancora non particolarmente caldo o afoso, sottolinea il meteo.it. Domani, mercoledì 6 agosto, le temperature saliranno in Toscana, dove le massime supereranno di poco i 35 gradi, mentre Roma si dovrebbe fermare a 34. Questo sarà il punto d'inizio di un'escalation termica che porterà a un primo picco per San Lorenzo domenica 10 agosto. Giovedì 7 agosto, infatti, le temperature saliranno già fino a 36-37 gradi nel Foggiano e nelle zone interne dell'Umbria, mentre Modena, Bologna, Ferrara si scalderanno fino a 34-35. Inizialmente farà più caldo al centro che al sud, Puglia esclusa. Venerdì 8 sarà la prima giornata di caldo africano per tutti. Al nord si prevedono 37 gradi a Ferrara e Reggio Emilia, con elevato tasso di umidità e quindi condizioni estremamente afose. 36 sul resto dell'Emilia Romagna e anche a Mantova. Al centro Terni raggiungerà i 38 gradi, Firenze e Frosinone 36-37, anche il sud toccherà valori da febbre umana con 37 gradi a Benevento, Foggia, Taranto, Caserta, Caltanissetta. Ma il picco arriverà nel weekend del martirio di San Lorenzo, con temperature quasi doppie rispetto a quelle registrate lo scorso fine settimana, con Terni a 40 gradi, Benevento a 39, Roma, Firenze, Ferrara, Frosinone e Mantova a 38. Nel dettaglio, oggi martedì 5 di agosto, al nord sole e temperature in aumento, al centro sereno e temperature in aumento, al sud migliora con ampi spazi soleggiati, salvo locali rovesci, specie in Calabria, temperature in aumento. Domani, mercoledì 6 di agosto, al nord sole e caldo in aumento, qualche rovescio sulle Alpi, al centro sereno con caldo in deciso aumento, al sud sereno o poco nuvoloso e caldo. Infine, giovedì 7 di agosto, al nord sole, caldo e ape in aumento, al centro sole e caldo in deciso aumento, sud sole e caldo in deciso aumento. Tendenza: anticiclone africano in rimonta su tutta l'Italia con massime fino a 40 gradi. Che Dio ce la mandi buona. Questo lo aggiungo io a parte alle 10:57 minuti e 15 secondi. Saranno giornate abbastanza calde, ma naturalmente noi saremo qui a raccontarvi quello che succede nel mondo. Abbiamo poi il caso di Bagheria, lo racconta stavolta l'Ansa, della povera Simona, morta da appena 20 anni, trovati alcolici nella villa di Bagheria dove è morta Simona Cinaggio, vedi l'autopsia. La procura, basta notizie non veritiere sul decesso, i ragazzi sentiti sono stati collaborativi, 2 si erano tuffati per recuperare il corpo. Sono state sequestrate le bottiglie di alcolici nella villa di Bagheria dove era in corso la festa in cui è morta Simona Cinà. L'afferma la procura di Termini Imerese facendo il punto sulle indagini relative al decesso della ventenne.
I magistrati sottolineano che tutti i ragazzi sentiti come persone informate sui fatti hanno avuto un comportamento collaborativo. Quanto ai vestiti della ragazza, la procura conferma che gli indumenti sono stati sequestrati dai carabinieri. L'autopsia sarà effettuata giovedì all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. Già domani sera saranno invece fatte le analisi radiologiche sul corpo. Sulla vicenda la Procura di Termini Imerese ha aperto un'indagine. L'auspicio dei magistrati è che non vengano più diffuse informazioni non veritiere in relazione al decesso di una giovane donna, così da poter rivolgere energie e risorse esclusivamente ad assicurare alla famiglia l'accertamento dell'esatta dinamica dei fatti, aggiungono i magistrati, porgendo ai familiari le più profonde e sentite condoglianze. Il corpo di Simona Cinà è stato rinvenuto da alcuni degli ultimi partecipanti ancora presenti alla festa intorno alle 4 del mattino. La ragazza era esanime sul fondo della piscina in un angolo distante ed è dotato di scarsa illuminazione rispetto alla zona dove erano collocati bar, console musicale e servizi igienici, precisa la procura. Secondo una prima ricostruzione, almeno 2 ragazzi si sono immediatamente tuffati nella piscina, hanno recuperato il corpo e hanno praticato le manovre di rianimazione salvavita in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Quando è giunto nella villa di Bagheria, proseguono i PM, il personale del 118 ha provato a rianimare la ragazza, purtroppo invano, non potendo far altro che constatarne il decesso alle 5. Nella nota la procura parla di assoluta infondatezza dell'informazione relativa al mancato rinvenimento sui bordi e la zona adiacente alla piscina di oggetti, bottiglie, bicchieri, piatti che lasciassero ritenere che in quel luogo si era tenuta una festa. In quei luoghi, precisano i magistrati, in particolare nei pressi del bancone di Bita Bar, sono stati rinvenuti, tra l'altro, bicchieri e bottiglie di alcolici, come debitamente documentato, a riprova di quanto affermato dai vari partecipanti sin dalle prime battute. Ma ora sono le 11:16 ed è il momento, se siamo pronti, di Qui Parlamento. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Qui Parlamento. Le 11:43 sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi e con noi al telefono dovrebbe esserci il senatore Paolo Tosato. Senatore, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Senatore, allora questo DL Montagna che cosa prevede? Ma il DL Montagna è un provvedimento il cui merito va attribuito interamente al ministro Calderoli, che finalmente mette ordine in una miriade di provvedimenti, di leggi, di norme che riguardano la salvaguardia della montagna e la difesa degli insediamenti in questi territori che sono sempre più a rischio a fronte di uno spopolamento che sta aumentando di anno in anno. Quindi è una legge quadro che è stata approvata in prima lettura al Senato, poi per alcune modifiche, poi c'è stato il passaggio recente anche alla Camera ed ora è al Senato e abbiamo concluso i lavori in Commissione Affari Costituzionali e andrà in aula finalmente all'inizio di settembre per l'approvazione definitiva. Non solo è una legge quadro che mette ordine, ma stabilisce anche nuovi criteri nella assegnazione del requisito di comune montano, perché noi avevamo una vecchia legge che faceva sì che erano moltissimi i comuni che erano classificati come montani, anche alcuni capoluoghi di provincia il cui territorio non era a maggioranza montana, ma anche avendo solo parzialmente una zona con una certa altitudine aveva questo requisito. Con la nuova legge vengono ridotti la platea di comuni che vengono effettivamente definiti montani, e questo cosa significa concretamente? Che le risorse a disposizione per la salvaguardia della montagna, che non sono illimitate, ci sono dei fondi importanti ma non sono illimitati, verranno destinati a quei comuni
che con questi contributi potranno fare la differenza, perché è evidente che una cifra distribuita tra una miriade di comuni troppo elevata non incide, e rischia di essere una goccia sulla sabbia. Se invece il numero diminuisce di coloro che potranno avere questi contributi, comuni piccoli, comuni con certe difficoltà, finalmente potremo fare la differenza. Certo. Senta, quest'estate è anche l'estate in cui si parla di overtourism, si parla anche di affollamento. Come si possono aiutare le comunità montane davanti a dei veri e propri assalti, in fondo, che avvengono davanti alle nostre bellezze paesaggistiche da parte di gente che peraltro è impreparata? Abbiamo visto gente che è salita con le infradito sulle Dolomiti o sulle ferrate alpine addirittura col bambino in braccio. Ma diciamo, allora, la norma in sé, le norme che vengono varate all'interno del disegno di legge montagna sono rivolte in particolare ai residenti, perché possano avere quegli strumenti, quei servizi adeguati, il potenziamento dei servizi che gli permetta di continuare la propria vita in questi territori e avere i servizi adatti alle famiglie, quindi ai figli che devono frequentare le scuole con un diverso dimensionamento anche degli istituti in deroga alle leggi nazionali, con degli incentivi per coloro che aprono attività soprattutto in campo diciamo di imprenditoria agricola, dei tentativi di favorire l'insediamento di insegnanti e medici con anche degli avanzamenti di carriera. Quindi diciamo che le norme vanno soprattutto nella direzione di aiutare i residenti. Per quanto riguarda il sovraffollamento, è ovvio che questo è un problema di natura diversa che non riguarda il residente, perché ovviamente ne subisce le conseguenze, ma qui ci vogliono delle misure, diciamo, diverse che non dipendono da contributi pubblici che devono adottare, io credo, province e comuni insieme per cercare di far sì che i territori vengano comunque tutelati. Il turismo è una grande opportunità anche per quei territori, ovviamente va regolamentato e non deve incidere negativamente sui territori che vengono interessati da questa importante risorsa per l'Italia. Ecco, io credo che ci sia un equilibrio che deve essere mantenuto senza demonizzare però un fenomeno, quello turistico, che rappresenta anche una grande ricchezza per il paese. Senatore, senta, questo è il periodo classico in cui si dice ne parliamo a settembre. A settembre di che cosa dobbiamo riparlare? Ma ci sarà sicuramente l'approvazione finalmente di questa legge, ma ci sono altri provvedimenti e di solito a settembre inizia quel percorso con la nota di aggiornamento al DEF, al documento di economia e finanza, che ci accompagna verso la legge di bilancio. Diciamo che da settembre a dicembre il periodo è uno dei periodi decisivi, quello in cui si fanno i conti, si registrano entrate, le risorse ancora a disposizione da poter investire, inizia la contrattazione con l'Europa per cercare di capire i margini di manovra appunto per realizzare una legge di bilancio adeguata, e si devono analizzare le infinite necessità, priorità e decidere poi dove indirizzare le poche risorse che si possono utilizzare a fronte dell'impossibilità di fare deficit sempre per le discutibili regole europee. È la stagione più importante dell'anno, perché ovviamente le scelte che vengono fatte da settembre a dicembre determinano poi la vita degli italiani, delle attività, delle imprese, di tanti settori che hanno bisogno di sapere come poter gestire le risorse in base alle scelte che fa il governo con la legge di bilancio. Certo. Allora, senta senatore, intanto buon lavoro e al piacere di risentirci presto. Volentieri, grazie a voi, buon agosto a tutti gli ascoltatori.
Grazie, un caro saluto. E adesso pausa, ci sentiamo una gran bella canzone di Fabri Fibra, Tranne te, del 2010, e poi torniamo. Qui Parlamento. Futuristico. Rap futuristico. Oh, rap futuristico. Ma cos'è sta paranoia? Aspetta, fammi fare. Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te. Cosa? Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico. Ok. Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Rap turupistico. Speppeteristico. Stepperepistico. Rap futuristico. Anche se tutti ballano tranne te e il tuo drink sembra quasi un tè, e un motivo sotto sotto c'è, tu vuoi lei, sì, ma lei ha già un marito che ti cerca, immagina il perché. C'è una festa, siamo in 103, 3033, tranne te, 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 tranne te. Rap futuristico, rap futuristico, rap futuristico, rap futuristico, rap turupistico, speppeteristico, stepperepistico, rap futuristico. D'estate lavorano tutti perché tutti lavorano, tranne te. Questo pezzo piace a tutti com'è, che tutti lo cantano, tranne te. La vita che sogni è tutta un pacco, come in TV, affari tuoi. È come la verginità d'un tratto, prima la perdi e poi la rivuoi. Qui c'è la musica e tu non balli, tu parli. Easy Rider sopra un Harley, con la maglia di Bob Marley. Le mie rime la gente le mima, dopo tutto sono meglio di prima. Lo spettacolo è finto di brutto, hanno tutti capito il trucco, tranne te, 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 tranne te. Se tu sei bella e bionda grida oh, se tu sei bella e buona grida oh, se tu sei fidanzata grida oh, se non sei fidanzata grida oh. Rap futuristico. Hey, oui, c'est le Medellin. Quasi quasi faccio il rap in francese, mi fa più elegante cantante. Tira sulle mani se anche tu c'hai l'amante. Nella pista c'è Fibra a palla, e il mio ragazzo guarda come balla. A 12 anni a contare le stelle, a 30 anni a contare le parcelle. Nella testa ho 1000 particelle, di notte sogno 1000 porcelle. Mi regalano le tagliatelle quando mi vedono a TRL. Di politica non sono l'esperto, ma dicono l'Italia sarà presto un deserto. Tra 20 anni saremo tutti quanti emigrati a Saint-Tropez, tranne te. Tranne te. Grande Fabri Fibra nell'anno di grazia 2010 con Tranne te, le 11 minuti e 41 secondi. E siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre Capitaneria di Porto, Antonino Danna al microfono con voi. Allora, tranne te, sì, la risposta tranne a lei non l'hanno voluta dare. Chi è la lei? È la nostra Anna Maria Cisinte, che ha chiesto lumi al sindaco di Roma, Gualtieri, a proposito di un immobile che dovrebbe diventare, a quanto pare, una moschea, ma alla richiesta di informazioni da parte della nostra eurodeputata non c'è stata alcuna risposta. E ora che si fa? Sentite che cosa mi ha detto Anna Maria Cisinte nel faccia a faccia. Ragazzi, andate pure. Allora, oggi a Capitaneria di Porto torna la nostra velista in chief, l'eurodeputata Anna Maria Cisinte, che ringrazio del suo tempo e della sua cortesia. Allora, io ho qui in mano un pezzo della collega Giulia Sorrentino, della brava collega Giulia Sorrentino, uscito sul Tempo il 2 di agosto. Ho diffidato Gualtieri, deve dirci cosa si nasconde dietro i permessi. E già, perché a Roma, a quanto pare di capire,
un ex mobilificio nella zona di Centocelle sta per diventare una moschea. Però come non è, alla richiesta di informazioni della cittadina Anna Cisint, lasciamo stare l'eurodeputata, perché è un diritto riconosciuto a tutti l'accesso agli atti pubblici, la legge 241 del 90, mi corregga se sbaglio. Ecco, la risposta è stata nessuna risposta. E adesso che si fa, onorevole? Allora, intanto grazie e saluto tutti. Diciamo che questa nostra battaglia contro la radicalizzazione si sta allargando sempre di più, e io ringrazio il direttore del Tempo, Cerno, la Giulia Sorrentino, che appunto danno spazio, come anche devo dire ormai sempre più quotidiani e trasmissioni, e la tua radio ne è una dimostrazione, a questa situazione che per il nostro paese, i nostri cittadini, rappresenta una gravissima incertezza rispetto al futuro, proprio all'esistenza del nostro popolo. I centri islamici sono una piaga gravissima, ma non perché viene minacciato il diritto di culto, come vogliono far credere molti degli imam o dei loro rappresentanti anche in TV. Questo non c'entra nulla, perché il diritto di culto è impregiudicato, nel senso che è possibile, è soggettivo, e quindi non ha nulla a che vedere con la necessità però di rispettare la legge. Quella di Centocelle, l'abbiamo scoperta noi, è una situazione veramente pericolosissima, perché è stato un mobilificio. Il Comune di Roma, se non ci fossimo stati noi, probabilmente avrebbe fatto orecchie da mercante a una realtà gravissima in pieno centro, senza parcheggi, dove la destinazione d'uso è quella appunto commerciale, e purtroppo tutto il finanziamento che ha ricevuto quella associazione per realizzare la moschea proviene tra l'altro da fonti abbastanza preoccupanti, che sono quelle della Charity Foundation, cioè una fondazione vicina ai Fratelli Musulmani. Quindi non stiamo parlando soltanto di un abuso edilizio, stiamo parlando di una realtà che voleva crescere, che voleva nascere, di 4 piani, dove ci sarebbero entrati più di 1000, io dico molti di più, islamici, dove la predicazione sarebbe stata quella che è quella ormai che sempre più evidentemente è contro l'Occidente, è radicalizzata, e l'abbiamo bloccata perché abbiamo denunciato la situazione appunto di abuso. Ho chiesto a Gualtieri, ho chiesto al Comune di Roma, ancora non ho avuto risposta, sono pronta ad andare davanti al giudice per questo, perché la destinazione d'uso diversa implica la irregolarità di realizzare un centro islamico destinato a quello che si vuole, ma in realtà alla preghiera. Accanto a questi soldi, 4 milioni, pensa che aveva aggiunto anche del suo il nostro ex premier Giuseppe Conte. Perché che cosa aveva fatto? Lui con il suo 110 aveva garantito 1.803.000 euro, cioè più di 1.800.000, per la riqualificazione energetica di quella moschea. Adesso anche su questo io ho scritto a chi dovevo, dicendo attenzione di non dare fondi pubblici a quella realtà lì, perché sono soldi delle nostre tasse. Non hanno finanziato le case, diciamo, per le persone fragili, no? E finanziano le moschee. 1.800.000 più 4 milioni di fondi vicini ai Fratelli Musulmani. Questa è la realtà della questione. Io ovviamente ho scritto a lui, come ho scritto anche al sindaco di Padova, che mi hanno risposto dicendo appunto che un altro centro è irregolare, e io gli ho intimato la chiusura, e la stessa cosa sto facendo con il sindaco Gualtieri, perché quella lì non può essere realizzata, non può essere una moschea, ha una destinazione d'uso diversa, e ricordo a tutti che in Italia gli islamici, perché non vanno d'accordo ovviamente, come tutti sanno, tra di loro, non hanno stipulato, non hanno sottoscritto, non hanno accettato quell'intesa prevista dalla Costituzione. Uno dice, bah, vabbè, non c'è l'intesa, pazienza. No, è un atto molto importante previsto dalla Costituzione. Senza l'intesa
è impossibile che ci siano delle regole di ingaggio ed è impossibile che si possa anche verificare poi tutto ciò che sta nell'alveo della correttezza e della lotta alla radicalizzazione, cioè che cosa si dice all'interno, no, di quei centri islamici. È un po' quello che emerge sui social oggi, con gli imam che fanno affermazioni gravissime contro l'Occidente. Uno ha detto a Bologna, l'imam nuovo, quello che ha sostituito quello espulso per motivi di sicurezza pubblica, ha detto in un video che poi ha cancellato, perché anche quello l'abbiamo pizzicato, ha detto: beh, l'Islam deve entrare in tutte le case e chi non accetterà l'arrivo dell'Islam, beh, per quelli ci sarà la morte. Capito? Questo è l'approccio sempre più diffuso dell'Islam, che di moderato pare non abbia proprio niente. Beh, decisamente niente. Ecco, però la domanda resta sempre quella, ma qui andiamo alla deriva, possibile che nessuno se ne accorga? No, ma guarda, se ne stanno accorgendo i cittadini senz'altro. Io ho ogni giorno, costantemente, persone che mi fermano ovunque, che mi ringraziano anche per la situazione non facile che vivo, no? Continuo ad aver la protezione, che si rendono conto benissimo di tutto ciò che sta succedendo. Il mio partito lo sta facendo, lo sta perseguendo, e ogni giorno assieme alle mie colleghe siamo nella lotta piena di questa per avere un futuro come popolo, come paese. È chiaro che oggi bisogna far più veloci perché la situazione si è aggravata, non possiamo aspettar di diventare ciò che è diventata la Francia, ciò che è diventato il Belgio. Si sono già insinuati anche quelli le associazioni dei fratelli musulmani sono già qua, perché quando tu entri con i soldi, tu finanzi le moschee. La moschea di Saronno, no, del signor Saif, che in TV va a predicare ma razzola male, beh, anche la moschea di Saronno è stata finanziata per 1 milione dalle associazioni vicine ai fratelli musulmani. Lo stesso Unione, la stessa UCOI, che non presenta i bilanci dal 2020, è finanziata dalla Charity Foundation, che nasce dall'Emiro Altani vicino ai fratelli musulmani. Ecco, quindi la situazione già è abbastanza grave in Italia, quindi bisogna correre. Noi stiamo tentando di correre anche nella modifica perché bisogna cercare di non prestare il fianco arretrando. Questo è il compito che ha oggi l'Italia, gli italiani, la politica. Non bisogna più arretrare, non bisogna essere buonisti, bisogna chiudere le porte, controllare come stiamo facendo le frontiere e cercare di comprendere che se c'è l'inverno demografico, questo non può essere risolto con l'arrivo degli islamici. Ecco, questa è a breve farò una proposta su questo, perché non è più tollerabile sostituire un popolo cristiano, un popolo occidentale con i dettami ideologici di chi non solo vuole applicare la Sharia, ma vuole anche sovvertire il nostro sistema democratico. Ecco, ma a questo punto la soluzione qual è? Visto che le italiane fanno figli sempre più tardi, adottare quello che diceva il cardinale Biffi, e cioè puntare su un'immigrazione da paesi cristiani in prevalenza, quindi aprire le Guarda, porte alla Romania, guarda, all'Ungheria. ma ci sono anche dei paesi che si stanno facendo anche sempre più vicini, con la com guarda che dicendo: "Guarda che ci siamo", no, noi abbiamo tanti italiani in Brasile, in Argentina, cioè dobbiamo rivedere questo sistema, di accettazione passiva dell'arrivo degli islamici, come se fosse inevitabile. E non è tollerabile immaginare, perché facciamo affari col Qatar, che si arrivi ad accettare anche la sostituzione di un popolo in nome degli affari, capito? Quindi ecco, io ho le idee abbastanza chiare su tutto l'argomento e per questo ti dico a breve anche c'è un'idea su ciò che si può fare per limitare i danni che sono quelli provocati appunto dall'inverno demografico, dalle esigenze di manodopera, però anche da una visione che non può essere, come dire, così orientata all'accettazione a tutti i costi, insomma. Alla festa della Lega Cervia, Silvia Sardone, che è vice segretaria del partito, oltre che eurodeputata pure lei,
Ha detto: io non posso sopportare, insomma, non accetto che i bambini vengano portati nelle moschee, vengano indottrinati, quindi è bene dare prima dell'informazione ai genitori, dire loro: guardate che porteremo i vostri figli a fare questo, questo e quest'altro, e si tratterà di questo e questo e quest'altro. In tutto questo non cessano i galantuomini che a lei, a Susanna Ceccardi, scrivono che sono delle prostitute che devono finire con la gola tagliata e così via. Ma perché le donne fanno così paura? Ma io lo vivo ogni giorno questo aspetto assieme a Silvia, assieme a Susanna, che tra l'altro abbiamo anche stiamo lavorando insieme molto bene e, abbiamo una linea che è molto vicina, molto comune, e io credo che questa sia la linea, del futuro. Ma facciamo paura perché non molliamo mai, siamo scomode a tutti, perché noi siamo quelle che, vivono. Io le ho fatte le cose che dico, capisci? Cioè io ho chiuso le moschee, ho diffidato i sindaci, io sto facendo quello che dico e in cui credo. Quindi noi siamo un po' rappresentanti, della realtà e della concretezza. Non arretriamo, non abbiamo paura, non facciamo non siamo quelle, degli accomodamenti, ecco. Quindi, sai, quando non hai possibilità di, di togliere davanti sulla strada qualcuno che ti crea un problema, che cosa fai oggi? Ti comporti così. Io vivo le minacce quotidianamente. Le Certo. aggressioni, le maleducazioni, però in questi anni da sindaco ho chiuso, lo ripeto, 3 centri islamici, ho fatto giurisprudenza. Oggi in Italia fanno riferimento alle sentenze di Monfalcone e abbiamo requisito l'immobile perché hanno violato la sentenza. Cioè io non sono quella delle chiacchiere e basta, io da sindaco ho fatto, da europarlamentare sto facendo e, tutto quello che avrebbero pensato, cioè siccome la minacciamo arretra, non è accaduto, capisci? Quindi Certo. questo è la miglior modalità per la credibilità, per dimostrare che è vero quello che che fai e per far sì che quello che fai sia utile a tutti. Questo sicuramente. Però poi un bel giorno si alza la Corte di Giustizia Europea, perché questo è anche un altro lato del tema dell'immigrazione e Ah sì. dell'integrazione. Ecco, giusto poco fa in trasmissione io raccontavo quest'ultima notizia che arriva dai garanti per i detenuti del Lazio, da cui dipende il CPR che si trova in Albania. Beh, loro sono andati in Albania, hanno detto: ah sì sì sì, per carità, tutto bello, bella la boiserie, bello tutto, però sono solo 27 ospiti, tanto valeva riportarli in Italia. In tutto questo, appunto, la Corte di Giustizia Europea si alza e dice: sì, sì, voi potete fare tutti gli elenchi che volete di paesi sicuri, però poi è il giudice che accetta oppure no che quell'elenco vada bene secondo quello che dice lui. Ora, a me hanno insegnato che i tre poteri sono separati. Se qua i giudici cominciano a fare le leggi, mi sa che stiamo andando verso una grande Sì. confusione. No, più che confusione è una situazione veramente molto grave, perché abbiamo visto in tante occasioni come alcuni giudici poi, non è che, sia sempre così, ma alcuni giudici, vogliano in realtà fare la politica, decidere ciò che è di competenza della politica. Quando il ministro Salvini è stato portato a processo e adesso di nuovo con l'impugnazione della sentenza, ci sono delle persone, in questo caso non il giudice, ma ci sono, delle persone che lavorano nella giustizia che, fanno valutazioni di merito assolutamente slegate da ciò che in realtà dovrebbero fare per il controllo del rispetto della legalità. E la stessa cosa è accaduta oggi, con la vicenda Albania. Io penso che sia gravissimo già la perdita di sovranità che abbiamo con l'Unione Europea, che per anni ha sottovalutato e ci ha portati al centro di problemi che non sono stati risolti proprio per, un menefreghismo, anzi una approfittare del ruolo dell'Italia anche geografico, no, nel passato. E quindi anche la perdita di sovranità nel non decidere di poter, porre i confini, controllare i confini è stata veramente una tragedia per noi. Dopodiché, l'aspetto della politicizzazione dei giudici è una realtà dei fatti.
non è che si parli di fantascienza. Anche lì, anche in questo caso, non poter decidere le politiche di tutela del proprio paese con anche degli atti che dissuadano, come in questo caso, no, perché, io ho parlato anche con dei, tra virgolette, "potenziali clandestini" in entrata sulla rotta balcanica quando sono stata con Miloslavo, e loro ci hanno detto con tranquillità che l'Italia è il paese del Bengodi per loro, che quando arrivano sono tranquilli, perché sanno che, no, ecco, questo è la vera tragedia, non poter tutelare il proprio paese, i propri cittadini, e in questo caso i giudici hanno fatto ciò che dovrebbe fare la politica, però chi fa politica, deve essere eletto. Invece per i giudici oggi non ci sono elezioni, ovviamente, ci sono le correnti politiche e ci sono, altre questioni di base che li rendono, come dire, inamovibili, e quando sbagliano, mai hanno pagato e ancora oggi non accade. Mi avvio alla conclusione di questa chiacchierata ringraziando ancora una volta per il tempo e per la pazienza. Non c'è solo l'immigrazione nell'attività dell'eurodeputata Anna Cisinta all'Europarlamento, ma c'è anche per esempio la pesca. Cosa c'è di interessante in questa calda estate Ma per la pesca? allora guarda, ti ringrazio anche per questa domanda perché, ovviamente io faccio tanto altro, mi occupo di portualità, sono nella commissione trasporti e logicamente mi sto occupando tantissimo di un pericolo che sta correndo anche la portualità, la logistica italiana, a causa di questa incapacità dell'Unione Europea di fare ciò che deve, cioè di render competitive le proprie attività economiche. In questo caso ha applicato molto prima che il resto del mondo, diciamo, una tassa che dissuade dall'arrivare nei porti europei, ma dai porti italiani che sono, in Europa, ma noi siamo, vicini all'Africa e quindi incentivando di fatto la fuga verso i porti africani. E quindi mi occupo di marittimo, in questo periodo di pesca, la programmazione europea drammaticamente vuole tagliare risorse alla pesca, ai pescatori, il 67% in meno delle risorse precedentemente destinate alla pesca sono previste nella prossima programmazione 28-34, noi la stiamo contestando, stiamo lottando per questo, come anche per i diritti, dei pescatori rispetto alla possibilità di fare il loro lavoro, come anche per gli agricoltori. Anche sull'agricoltura si sta, abbattendo la scure dell'Europa, ma in Europa, i problemi per i pescatori, gli agricoltori, i marittimi sono enormi, perché questa Europa non ha modificato in nessun modo gli orientamenti Green Deal che aveva approvato. Del resto noi abbiamo votato per l'allontanamento della presidente von der Leyen, ma siamo stati gli unici, anche del panorama del centrodestra, italiano. Noi stiamo lavorando affinché i nostri pescatori, che stanno subendo un taglio del 67% dei finanziamenti, gli agricoltori del 24, diminuiscono ancora, la produzione e le immatricolazioni delle auto, mentre cresce quella cinese. Beh, noi stiamo lottando per la tenuta, ma la von der Leyen e la Commissione parlano di dazi, però in realtà tutti i finanziamenti vogliono orientarli al riarmo, alla guerra. Quindi ecco, diciamo che c'è molto, molto da fare, noi siamo all'opposizione e stiamo facendo un grandissimo lavoro che riesce a tamponare, però la vera virata ci sarà nel momento, e accadrà, nel momento in cui verrà rivista questa maggioranza in Europa che oggi fa acqua da tutte le parti, sicuramente non rappresenta ciò di cui ha bisogno il nostro paese. Molto bene, allora buon lavoro onorevole, al Grazie, piacere di un risentirci abbraccione. presto. Grazie ancora. Grazie, ciao, ciao, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
we sleep and sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me. At this moment in time, love's indescribable. It should be me. That's in me. Where does it stop? Where do you dare me to draw the line? You got the body, now you want my soul. Don't even think about it, say no. Sunrise. Gran pezzo molto cool, molto figo, molto lounge, se volete. Non lo so nemmeno io che cosa stia dicendo, le 11:35 minuti e 18 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, sempre per questa puntata di martedì 5 di agosto dell'anno del Signore 2025 di Capitaneria di Porto. E con questa musica così suadente, se ci avete fatto caso, che evoca questi pomeriggi in piscina con una elegante pigrizia, noi arriviamo al secondo faccia a faccia di oggi, dopodiché ci saluteremo alle 12 perché dopo di noi andrà in onda appunto il buon Zulin, che vi invitiamo ovviamente a seguire, con Ragioniamoci sopra. Allora, bella gente, di che cosa parliamo adesso? Parliamo di una cosa leggera, parliamo dell'ikebana. Ecco perché questa musica suadente che abbiamo messo. L'ikebana, che a torto in questo paese viene considerata quasi una cosa che viene fatta giusto per, cioè alla fine sono composizioni di fiori. No, non sono assolutamente questo, sono un vero e proprio stile di vita e rappresentano anche un modo per prendere l'esistenza da un lato più introspettivo, più attento e soprattutto forse più piantato ancora nel legno della esistenza stessa. Ne ho parlato con una donna innamorata letteralmente dell'ikebana, tra l'altro l'unica maestra di ikebana professionale che c'è in Israele, è Fiammetta Martegani, che è stata spesso nostra gradita ospite. Oggi non parliamo di questione medio orientale, ma parliamo di una realtà che può essere anche in grado di dare ottimi suggerimenti per la vita occidentale. Noi adesso diamo la parola a Fiammetta al nostro faccia a faccia, dopodiché ci si saluta con la sigla finale, poi ci sarà il buon Giuliano Zulin, da domani alle 8:30 il sottoscritto con la rassegna stampa fino alle 10:30 e Capitaneria di Porto da domani torna dalle ore 12 alle ore 14. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buona giornata. E allora, io ho il piacere di trovare oggi Fiammetta Martegani da Tel Aviv. Stavolta però non parleremo di Israele, ma parleremo comunque di una cosa che in realtà con Israele c'entra, perché fa parte anche della passione che gli israeliani hanno per la cultura giapponese e segnatamente anche per la tua passione della cultura giapponese in quanto antropologa. Fiammetta, se io ti dico ikebana, che cosa vuol dire per te? Allora, prima ti dico cosa vuol dire ikebana per i Sì. giapponesi e poi ti dico cosa vuol dire per me. Ecco. Allora, la parola ikebana, che normalmente viene tradotta su Wikipedia come composizione di fiori giapponesi, è una traduzione, se vogliamo, banale. Ecco, qua sono alcune delle mie composizioni. E adesso parte la presentazione e voilà. Ah, fantastico, Ecco wow. qui. No, come dicevo, la traduzione all'occidentale dell'ikebana come composizione di fiori giapponese in realtà è una traduzione che non restituisce la complessità di quella che invece è un'arte nel senso a tutti gli effetti. In Giappone possiamo trovare composizioni di ikebana anche nei musei e, come vedete anche dalla carrellata di alcuni degli ikebana che io ho composto, che adesso stiamo vedendo, spesso integrano anche materiali non convenzionali.
diciamo questo secondo me, ecco qua vedete addirittura Ikebana con Coi dei Lego. pezzi di Lego di mio figlio, ma non è un'idea mia, diciamo che il motivo per cui si è arrivati a queste composizioni anche estremamente moderne di Ikebana è che intanto come qualunque cosa nella vita, qualunque arte, c'è stata un'evoluzione dell'Ikebana che sono cominciati a essere assemblati dai monaci buddisti come dono al Buddha. Si sono poi sviluppate una serie di scuole in tutto il mondo, tra cui la scuola Sogetsu, che è quella a cui appartengo, che è quella più contemporanea. Ecco, avete appena visto un esempio di Ikebana addirittura senza fiori, solo con materiale plastico, e il cui fondatore, Safo Teshigara, è per me stato anche un grande maestro di vita, non solo di Ikebana. Ed è il motivo per cui tra le varie scuole di Ikebana che ci sono ho deciso di iscrivermi e studiare presso la Sogetsu. E questo perché Safo Teshigara non era solo un master di Ikebana, ma era un artista a tutti gli effetti, a 360 gradi. In Giappone lo chiamavano il Picasso giapponese per una serie di motivi legati da un lato al fatto che ha vissuto più o meno nello stesso periodo di Picasso, come Picasso era un artista a 360 gradi che non faceva soltanto Ikebana, ma usava la tecnica della calligrafia giapponese, sculture, e per questo motivo i suoi Ikebana e gli Ikebana che io ho studiato presso questa scuola sono scultorei e non a caso li possiamo trovare oggi nei musei in Giappone, ma diciamo che forse è stato il precursore con la sua scuola a portare Ikebana dentro le stanze dei musei. Ma soprattutto quando dico che è un maestro di vita è perché ha vissuto anche negli anni della seconda guerra mondiale, quando il Giappone, come sappiamo, è stato fortemente esposto alla tragedia della bomba atomica. E quando un giorno hanno chiesto a Safo Teshigara ma sarebbe possibile pensare di comporre delle composizioni di Ikebana senza fiori? E quello che ha risposto Safo Teshigara, che per me è stato veramente un insegno di vita, è stato dire che sì, la filosofia dell'Ikebana trascende l'utilizzo dei fiori. È una filosofia di vita tale per cui persino in un contesto drammatico come quello dell'attacco atomico nei confronti del Giappone, in cui alcune aree del Giappone erano state talmente colpite che sono venuti anni perché i fiori potessero di nuovo germogliare, sarebbe stato possibile addirittura fare Ikebana con delle pietre. E quando ho letto questa sua frase nel suo bellissimo libro, mi sono resa conto di come questo in qualche modo rappresenti quel carattere comune tra cultura giapponese e cultura israeliana, ovvero la resilienza. Perché penso che in questi lunghi 21 mesi di conflitto gli israeliani hanno dimostrato come non arrendersi mai, come continuare a cercare di vivere al meglio nei limiti di un contesto drammatico come quello in cui ci troviamo noi israeliani come si trovano i palestinesi e molti altri cittadini del Medio Oriente. Colgo l'occasione, non so che siamo qui a parlare di Ikebana, ma per ricordare che per esempio a pochi chilometri da qua, in Siria in questo momento, è ancora in corso un conflitto sulla pelle della popolazione drusa, che però purtroppo per esempio non è assolutamente esposta a livello mediatico. Si potrebbe continuare con tutta una serie di conflitti che ci sono in Medio Oriente che purtroppo non vengono raccontati dai media, ma siccome siamo qui per parlare di Ikebana, per parlare dell'amore della vita, perché questo è Ikebana, il termine Ikebana, tra l'altro eravamo partiti da lì. Cosa significa Ikebana? In giapponese Ikeru significa sia vita, cioè è un nome, ma è anche un verbo, vivere e dar vita. Hana in giapponese significa fiore, quindi la parola Ikebana significa dar vita ai fiori, far vivere i fiori, per questo non sono composizioni di fiori giapponesi, ma sono composizioni d'arte. Sempre Safo Teshigara diceva che quando si fa Ikebana bisogna immaginare non di fare una composizione di fiori, ma di dipingere. Lui era anche un pittore, utilizzando i fiori al posto dei pennelli. E io questo è quello che dico sempre quando insegno Ikebana.
Adesso quando tu mi chiedevi cos'è Ikebana per me, Sì. io ho cominciato a praticare Ikebana per assurdo in Australia. Tra il master e il dottorato sono stata, ho avuto 6 mesi sabbatici in Australia, forse sono stati i 6 mesi più belli della mia vita, e la mia coinquilina di allora faceva Ikebana. Io così ho scoperto per la prima volta cos'era Ikebana, sono andata a vedere su Wikipedia e ho letto, sbagliando, la banale traduzione che si trattava di una Appunto. composizione di fiori giapponesi. Dopodiché sono tornata in Italia, ho trovato una maestra giapponese, Keiko Mei, che tuttora insegna a Milano, con cui invece ho iniziato a studiare la via dei fiori. Questo è un altro dei modi in cui viene tradotta la parola Ikebana in giapponese, perché l'idea è quella di un percorso. L'Ikebana non si studia un giorno e poi finisce lì, come potrebbe essere una lezione di Buchero occidentale, è un vero percorso di vita, come tutte le arti zen. Se si pensa anche alle arti marziali, perché si chiamano arti marziali? Perché l'idea non è solo che si studia judo, aikido, karate, ma diventa un percorso di vita, come lo yoga. Lo yoga non si studia una volta, lo si fa tutta la vita. La stessa cosa vale per l'Ikebana. Ed è per questo che se mi chiedi anche cosa significa per me, dopo che ho cominciato questo percorso con Keiko, parallelamente mi sono poi spostata in Israele per via del mio dottorato in antropologia, che poi mi ha portato a scrivere la mia tesi sulla rappresentazione del conflitto arabo-israeliano nell'arte e nel cinema israeliano. Ah, grazie, poi stai facendo vedere altre Sì. composizioni. Comunque, per tornare all'Ikebana, quando sono arrivata in Israele, Sì. siccome non conoscevo nessuno, ho pensato che trovare un insegnante di Ikebana e cominciare a studiare Ikebana, come per esempio potrebbe essere stato cominciare a studiare yoga, sarebbe stato anche un modo per conoscere gli israeliani in un contesto che non era solo quello accademico. E così facendo ho scoperto che in Israele non esistevano corsi di Ikebana. Mi sono rivolta addirittura all'ambasciata giapponese, con cui adesso sono in ottimi rapporti, e loro non solo mi hanno confermato che non esisteva un maestro di Ikebana, ma mi hanno detto che sarebbe stato forse bello che lo diventassi io, perché in realtà non era la prima volta che si rivolgevano loro alla ricerca di un maestro di Ikebana. E da lì è nato il vero percorso a proposito della Via dei Fiori, nel senso che ho scelto tra le tante scuole che appunto esistono in tutto il mondo la scuola Sogetsu, come vi dicevo, e ho avuto la possibilità, nonostante fossi in Israele, dove appunto, come vi dicevo, non ci sono maestri di Ikebana, quindi tanto meno la scuola Sogetsu, di fare un corso online grazie al ramo Sogetsu in Italia, che è portato avanti dai 2 maestri Lucio Farinelli e Luca Armacciotti, che mi hanno guidato in questo percorso. È un percorso di 5 anni, come se fosse veramente immaginate un percorso universitario, perché come potete immaginare i giapponesi sono molto seri in tutto, anche nell'Ikebana. E la cosa più importante di questo percorso, oltre appunto a aver imparato l'arte della composizione dei fiori giapponesi, io lo ritengo veramente anche un percorso interiore, perché mi ha molto avvicinato alla cultura zen. La mia passione per tutte le arti giapponesi ha fatto sì che iniziassi anche a studiare la lingua giapponese, la calligrafia giapponese, che tuttora pratico, con un maestro di calligrafia giapponese che vive in Israele. Di nuovo, come avevi accennato tu all'inizio, c'è un forte legame tra Israele e Giappone. C'è considerando la popolazione israeliana, che è molto piccola, sono soltanto 10 milioni di abitanti, inclusi ebrei, musulmani, cristiani e i famosi drusi di cui parlavamo prima, la comunità giapponese non è affatto piccola. Questo perché molto spesso gli israeliani, finiti i famosi 3 anni di servizio militare obbligatorio, si recano, è abbastanza un classico il viaggio, l'anno sabbatico con un giro del mondo o di una parte del mondo, molto spesso in Asia, perché in realtà è la parte del mondo più economica in cui i ragazzi finito il militare viaggiano col sacco a pelo, e spesso e volentieri si recano in Giappone, si innamorano delle giapponesi o dei giapponesi, e come Kazuo Ishii, mio maestro di calligrafia giapponese, che si è innamorato di un'israeliana, e molti di loro poi vengono a vivere in Israele, costruiscono una famiglia, diventano israeliani. Kazuo Ishii è un cittadino israeliano al 100%, e questo ha fatto sì che in qualche modo queste 2 culture siano sempre più consolidate tra di loro. Il Giappone è stato molto vicino a Israele
dopo il 7 ottobre, ha dimostrato piena la sua solidarietà non solo politica ma anche in termini culturali. Sono stati scritti addirittura dei manga in giapponese che hanno raccontato il dramma del 7 ottobre. E questo poi mi riporta a quello che stavamo dicendo prima dei drusi e del Medio Oriente, con la speranza ovviamente che questo conflitto finisca il prima possibile. E in questo momento mi trovo in un bar dove tra pochi minuti intervisterò, visto che il mio lavoro è comunque quello di Sì. fare la giornalista, l'ikebana in realtà è una passione. Mi troverò con una famosa cantante israeliana di origine iraniana, Liraz Harmi, i cui genitori sono scappati dall'Iran addirittura prima della rivoluzione. E è molto interessante che poi lei ha mantenuto la sua identità persiana e da anni collabora con artiste iraniane e nonostante lei sia impossibilitata a viaggiare in Iran in quanto israeliana e loro siano impossibilitate a venire in Israele in quanto iraniane, si trovano spesso in Europa dove partecipano a grandi festival, come per esempio il Festival Primavera, e addirittura sono stati il gruppo Spalla di Sting, tanto per darvi Però, un'idea. E quello che trovo che sia meraviglioso è che queste artiste donne, lei tecnicamente israeliana e loro iraniane, assieme sono riusciti a superare le barriere culturali, oserei dire politiche, questi muri che sono stati costruiti in Medio Oriente e che non rappresentano invece il vissuto dei popoli. Spesso penso che una delle operazioni mediatiche più drammatiche che sono stati fatti in questi ultimi mesi, 20 mesi di guerra, ma in generale in questi anni, che non si è rappresentato in Occidente la complessità del Medio Oriente. Per assurdo io sono in ottimi rapporti con moltissimi palestinesi con cui mi scrivo tutti i giorni. Ma ovviamente queste cose sui media non vengono raccontate, c'è questa visione dicotomica del conflitto che viene sempre letto con un occhio occidentale, quando invece è un conflitto mediorientale e forse lo si potrebbe capire meglio se si guardasse attraverso gli occhi del Medio Oriente, tanto che non a caso in queste ultime settimane, mentre alcuni dei governi occidentali hanno condannato Israele per non aver adempiito il cessate il fuoco, quando invece è da 3 settimane che Israele sta aspettando che sia Hamas a farlo. Al contrario, abbiamo la maggior parte degli stati del Medio Oriente che hanno fatto il contrario. Cioè la Lega Araba. stanno fortemente condannando Hamas perché in realtà il sogno di tutti questi paesi è di raggiungere quanto prima una pacificazione del Medio Oriente attraverso il famoso patto, così, i famosi accordi di Abramo. Quindi, visto che non ci rimane molto tempo, abbiamo cominciato a parlare dell'ikebana e la tua domanda è stata cosa significa l'ikebana per me? E nella speranza che questi accordi di Abramo vengano raggiunti quanto prima, quello che ti posso dire è che l'ikebana per me, oltre ad essere diventato parte integrante della mia vita, lo pratico ormai da 19 anni, quasi a livello quotidiano. Penso che il più grande insegnamento che ho imparato dall'ikebana è stato quello dell'imparare a comprendere appunto la complessità. Come abbiamo visto anche dalle composizioni, l'ikebana non è una composizione di fiori, è un modo per vedere la natura in maniera diversa, è un modo per scoprire che siamo circondati da fiori, da pianti, persino nelle grandi città. Tel Aviv, Milano, lo dico perché sono milanese, una volta i samurai andavano a raccogliere i fiori nei campi. Noi Sì. oggi andiamo a comprarli i fiori nei negozi di fiori, ma in realtà non è così. Io spesso e volentieri, come nel caso di questa composizione, innanzitutto posso utilizzare un materiale di riciclo. E infatti vedo le cinghie di plastica. Esatto, Mi ha molto ma colpito. sì, ma anche banalmente tantissimi degli alberi che crescono in maniera naturale nelle nostre strade spesso fioriscono, quindi veramente l'ikebana mi ha insegnato prima di tutto a vedere il mondo con occhi diversi. Una volta che vedi il mondo con gli occhi diversi, anche la composizione dei fiori viene fatta, o non solo dei fiori viene fatta con occhi diversi, e questo ti permette di veramente capire tutte le sfumature, le nuance non solo di colori, ma della complessità del mondo. E quindi questo mi ha aiutato a sopravvivere
In Medio Oriente perché vivo qua da 16 anni, prima ancora del 7 ottobre ne ho viste tante e sono sopravvissuta a un attentato. Ma soprattutto mi ha insegnato anche a non perdere la fiducia. Quando parlavo con questa cantante iraniana per telefono, prima ancora di incontrarla, ormai tra 5 minuti dovrebbe arrivare, lei mi diceva, quando le ho chiesto come stia andando la sua carriera in questo momento, e purtroppo mi ha confessato che a causa del conflitto non viene più invitata a partecipare a questi festival perché è israeliana, nonostante l'assurdo che a partecipare a questi festival era lei con artiste iraniane che quindi a loro volta non vengono più invitati. Quindi c'è questo paradosso che l'Occidente in qualche modo sta chiudendo le porte al Medio Oriente quando invece il Medio Oriente vorrebbe emanciparsi. Certo. Nonostante questo, nonostante il dolore che lei sta vivendo, lei mi ha detto non possiamo perdere la speranza. E la cultura, nel suo caso attraverso la musica, nel mio caso attraverso l'arte, perché io sono anche curatrice di arte contemporanea, Certo. o l'ikebana, come abbiamo appena detto, una forma d'arte, penso che veramente sia la chiave per costruire ponti tra i paesi. E per questo, e spero adesso veramente di aver risposto alla tua domanda, per me l'ikebana non è una semplice composizione di fiori giapponese, è uno strumento che mi ha permesso di osservare il mondo con occhi diversi e cercare anche di restituire al mondo la complessità del paese in cui vivo, sia come giornalista sia come curatrice, mostrando tutta la complessità non solo di Israele ma del Medio Oriente. Forse anche il fatto che l'ikebana sia un'arte orientale mi ha aiutato a capire meglio il Medio Oriente, che si chiama Medio Oriente proprio perché si trova a metà tra Oriente e Occidente, e penso che quando gli occidentali impareranno a guardare il Medio Oriente non con gli occhi da occidentali, sarà più facile anche uscire da questo conflitto e spero presto raggiungere la pace desiderata da tutti coloro che in Medio Oriente ci vivono. Sono pienamente d'accordo. Vorrei dirti che guardare queste composizioni comunque mette pace. E in un certo senso, secondo me, è anche un esercizio che porta calma interiore, è anche un modo. E poi notavo una cosa, leggevo alcuni tuoi appunti sul web che hai scritto a proposito dell'ikebana. Addirittura tu sostieni che con l'ikebana si possono per esempio aggiustare situazioni aziendali, lavoro in gruppo, la vita in famiglia e così via. Cioè non è soltanto appunto i fiori come banalmente l'occidentale può pensare, ma direi anche una sorta di metodo oltre che Sì, regola è di una vita. filosofia di vita basata appunto su trovare l'armonia all'interno della composizione floreale, spesso, come dicevo, anche in contesti improbabili, cioè non avendo a disposizione i fiori, non avendo a disposizione i vasi. Uno delle lezioni che mi aveva più affascinata, mi era stato detto: devi fare un'ikebana senza niente, cioè non hai un vaso, non hai fiori, devi improvvisarlo. Beh, questo per esempio credo risponda alla sfida, visto che non c'è In realtà vaso. non si vede, ma c'è un piccolo vaso di vetro che lo nasconde, però diciamo che Dimmi. di questi 5 anni di percorso di ikebana, che veramente mi ha insegnato a capire come da ogni situazione, anche la più difficile, proprio a proposito della guerra in cui siamo, è possibile sempre trovare una via di uscita, che era un po' quello che mi diceva ieri Liraz al telefono, bisogna sempre guardare avanti. Penso che per assurdo in Oriente di sicuro, ma anche in Medio Oriente ci sia questa filosofia di vita del avere fede, fiducia negli altri e poter andare avanti. Quindi spero che questo sia il messaggio più importante con cui guardare avanti verso la fine di questo conflitto. Sai, mi viene in mente un film, ora non ricordo come si chiama più, Le ali della libertà dovrebbe essere, quando alla fine Morgan Freeman lascia la lettera per l'amico e gli dice la speranza è la cosa migliore che ci sia al mondo e lo invita a raggiungerlo in Messico. Ecco, io credo che la speranza sia la cosa migliore al mondo
E allora ci diamo appuntamento a Tel Aviv in nome della speranza. O a Teheran, O a Teheran, o a come Gaza, diceva speriamo. ieri Liraz, o a Gaza, esatto. Comunque adesso purtroppo ti devo salutare perché ho Vado. appuntamento con Liraz, con cui ieri diciamo appunto al telefono speriamo presto di poter visitare Teheran, e voglio lasciarci appunto con questo augurio che presto le nostre conversazioni possano essere molto più sulla cultura e meno sul conflitto. Indubbiamente, la cultura sarà sempre la migliore risposta a qualunque violenza. Grazie, Fiammetta. Ciao, ti ringrazio tantissimo, buona giornata.